Benvenuti in questo viaggio tra i capolavori della Pinacoteca Ambrosiana, dove ogni opera racconta una storia di bellezza, mistero e tradizione. Scopriamo insieme i segreti nascosti dietro ai grandi maestri dell'arte, in un racconto che ti trasporterà direttamente nel cuore di Milano. Oggi ci immergeremo in un'opera che incarna la grandiosità e la solennità della tradizione cristiana. La Sacra Conversazione di Bergognone, nome d'arte di Ambrogio da Fossano. La Sacra Conversazione è un tema iconografico molto comune nell'arte religiosa, che ritrae la Madonna con il bambino al centro, circondata da un gruppo di santi in dialogo spirituale. Questa imponente tavola, alta più di 2 metri, venne originariamente dipinta per la chiesa di Sant'Epifanio a Pavia e dopo un passaggio nella chiesa di San Pietro in Celdoro giunse infine alla Pinacoteca Ambrosiana nel 1777. Immaginiamo ora di trovarci di fronte a questa magnifica composizione. Al centro della scena, la Madonna siede su un trono elevato, simbolo della sua regalità celeste. Sul suo grembo tiene il bambino Gesù, che alza la mano in segno di benedizione. Ma a chi è rivolta questa benedizione? In basso, inginocchiato in segno di umiltà, vediamo il committente dell'opera, Gerolamo Calagrani, protonotario apostolico rappresentato con il berretto in mano e vestito di abiti ecclesiastici. Questo è un gesto di grande rispetto e devozione, tipico delle raffigurazioni dei donatori nelle pale d'altare. Alla sinistra della Madonna si trova un primo gruppo di santi. Questi sono i 4 dottori della Chiesa occidentale, figure di enorme importanza nella tradizione cristiana. Il primo è San Girolamo, riconoscibile dagli abiti cardinalizi di colore purpureo. Accanto a lui vediamo Sant'Agostino, che tiene in mano un libro e un pastorale, simboli del suo ruolo di vescovo e teologo. A fianco di Agostino c'è Sant'Ambrogio, con il suo pastorale e il celebre staffile, l'unico attributo che spesso lo accompagna e che rappresenta la sua lotta contro gli eretici. Dietro di loro, tra Agostino e Ambrogio, spunta il volto di Papa San Gregorio Magno, con la sua tiara pontificia. Spostandoci a destra, notiamo un secondo gruppo di santi. Qui troviamo Sant'Epifanio, vescovo di Pavia, il santo titolare della chiesa per la quale quest'opera fu originariamente dipinta. Accanto a lui si distingue Santa Liberata, che tiene in mano un giglio, simbolo della sua purezza. Dietro di lei vediamo altre 2 sante legate alla devozione locale, Santa Luminosa e Santa Speciosa, entrambe particolarmente venerate a Pavia e collegate alla figura di Sant'Epifanio. Un altro dettaglio affascinante si trova dietro il trono della Vergine. Notiamo 2 piccoli coretti composti da fanciulli cantori, 6 in totale, che contribuiscono a dare un senso di solennità e sacralità alla scena. E se osserviamo ancora più in alto, al di fuori dell'architettura che racchiude la scena principale, vediamo 2 gruppi di angeli che si stagliano contro il cielo azzurro, rafforzando la sensazione di una scena sospesa tra cielo e terra. L'opera di Bergognone è ricca di dettagli realistici che aggiungono un tocco di umanità e di vita quotidiana. Per esempio, ai piedi del trono troviamo un cesto di frutta e fiori, un dettaglio che porta un senso di abbondanza e bellezza naturale. E nell'angolo inferiore sinistro si nasconde un piccolo cagnolino dalle fattezze leonine, un'aggiunta che dona un senso di familiarità e calore domestico all'intera scena. Quest'opera monumentale non solo celebra la gloria della Madonna e dei Santi, ma crea anche un ponte tra il divino e l'umano, unendo elementi di grandiosità spirituale a dettagli della vita quotidiana. Se volete vedere da vicino la magnificenza di questa Sacra Conversazione, vi invito a visitare la Pinacoteca Ambrosiana, dove potrete ammirare ogni particolare di questa straordinaria composizione. Grazie per averci accompagnato in questa nuova scoperta artistica. Se questo episodio ti ha incuriosito, non perderti gli altri, dove esploreremo ancora più capolavori della Pinacoteca Ambrosiana. E ricorda, queste opere non vivono solo nei racconti. Ti invito a visitare la Pinacoteca e ad ammirarle dal vivo, per vivere un'esperienza indimenticabile.